Buonasera e benvenuti qui alla Pala Simoncelli di Mirandola per questa prima partita di campionato che vede di fronte la squadra del Pico Mirandola alla vostra sinistra in casacca giallo-blu e alla vostra destra in casacca bianca la formazione del Breganze. Per il Mirandola i 10 in pista Luppi Federico con il numero 1, il portiere, Moschetti Daniele con il numero 7, Siberiani Vincenzo, il numero 6, il capitano, con il numero 10, De Tommaso Filippo, Paltrinieri Federico indossa la casacca 44, Gioele De Stefano il 73, Alicia De Stefano il numero 13, con il numero 9, Pinotti Federico, Santoro Andrea ha il numero 21, Potenza Luca il portiere con il numero 72, in panchina mister Iallacci Iuri. Dall'altra parte il Breganze scende in pista con Todeschini Marco, il numero 1, il portiere, Tagliapietra Antonio con il numero 13, il 28 è indossato da Tommaso Battaglin, Volpe Tommaso con il numero 87, numero 5 Agostini Pietro, Posito Facundo il numero 14 con il 53 il capitano del Santo Stefano. Cristian Costenaro con il numero 88, Tagliapietra Giovanni con il numero 27, Tagliapietra Giuseppe con il numero 25, il portiere. In panchina mister Tiella Gabriele, mentre è proprio il momento del fischio inizio, il signor Nicoletti Sergio dà il via a questa prima partita di campionato. Subito il Mirandola si porta all'attacco, un tiro potente respinto dal estremo difensore del Breganze, recupera ancora la pallina il Mirandola, affonda con Moschetti. Intanto in pista per il Mirandola con il numero 7, i primi 5, il numero 7 Moschetti, Daniele, De Tommaso Filippo con il numero 10, Gioele De Stefano con il numero 73 e il capitano Siberiani Vincenzo con il numero 6. In porta Luppi Federico. Dall'altra parte con il numero 53 il capitano del Santo Stefano, con il numero 5 Agostini Pietro, con il numero 88 Costenaro Cristian e con il numero 27 Tagliapietra Giovanni. Pallina corta per il Breganze, alta sulla traversa, recupera la pallina il Mirandola, adesso è Federico Paltrinieri che prova a tenere il possesso di palla, riesce in qualche modo a servire Filippo De Tommaso, non riesce a trattenere la pallina il Mirandola, è il Breganze che si occupa della. Intanto il Mirandola si fa offensivo, è un botta e risposta in questo momento. La pallina ancora nella stecca del numero 73, Gioele De Stefano che provano a fondo, un tiro potentissimo respinto con i gambali da parte del numero 1 Todeschini Marco, l'estremo difensore del Breganze. E adesso è proprio il Breganze con Costenaro. L'arbitro ferma il gioco, la pallina è per
Si riparte, il centrocampo in questo momento è posseduto dalla formazione in casacca bianca, lo scambio è tra Agostini e Tagliapietra Giovanni. È proprio Agostini che serve ancora Tagliapietra, Tagliapietra per Del Santo. Capisce tutto Siberiani, riprende il possesso della pallina il Mirandola, doppia finta per lui, tutto solo, prova ad affondare, la balaustra non gli è a favore ed è proprio il numero 53, il capitano Dal Santo, che recupera la pallina. Serve Tagliapietra, Dal Santo, Agostini, ancora Dal Santo. Intanto ci sono i secondi del possesso di pallina bloccati e la pallina riparte dopo il tocco del portiere Luppi, ritorna indietro, altri 45 secondi a favore del Breganze. Riceve la pallina Agostini, si guarda indietro, serve Costenaro, Costenaro gira dietro porta, si guarda attorno, prova ad affondare tutto solo, riesce a girarsi, un tiro smorzato, insidioso, che finisce alla destra del portiere del Mirandola. Riparte il Mirandola con De Tommaso. De Tommaso costretto a fermarsi, braccato da Costenaro. Ancora De Tommaso, riesce in qualche modo a servire De Stefano. De Stefano, doppia finta, giro dietro porta, si guarda attorno, costretto a tornare indietro. De Tommaso riceve palla, serve Siberiani, Siberiani giro tutto solo, viene marcato da Tagliapietra ed è proprio Tagliapietra che è la meglio, riesce a servire Agostini, Agostini intorno a lui aveva appunto Tagliapietra completamente solo, riesce a capire tutto Siberiani, riparte dalla metà campo la squadra di casa e adesso è De Tommaso che tiene il possesso di pallina, prova ad affondare in porta tutto solo, riesce con un alza e schiaccia ad insaccare la porta difesa dal numero 1 Todeschini. Quando siamo a poco meno di 5 minuti all'inizio del primo tempo, il Mirandola porta in vantaggio la propria squadra con un tiro di De Tommaso. Mirandola 1, Breganze 0. E intanto il fallo di squadra, questa volta è il Breganze che commenta il fallo di squadra. L'arbitro, il signor Nicoletti, chiede di riposizionare la pallina. Si riparte quasi da centrocampo. Ancora il Mirandola che prova ad affondare, non si riesce a chiudere il passaggio al favore di Federico ed è Dal Santo che riesce a ricevere, fa tutto solo a tre quarti di campo, serve Tagliapietra, lo scambio ancora tra Tagliapietra e Costenaro. È proprio il numero 5 del Breganze che riesce ad affondare Agostini, prova a fare tutto da solo, intercetta il Mirandola, adesso è De Stefano che si trova tutto solo, serve De Tommaso, De Tommaso prova a girare dietro porta, è braccato dal capitano, Dal Santo, riesce in qualche modo a tirare, doppio tiro da parte di De Stefano, respinto ancora dall'attentissimo difensore, estremo difensore del Breganze. Ancora la pallina in possesso del Mirandola con altri 45 secondi a favore. Purtroppo i 5 secondi vengono fischiati dal signor Nicoletti. Si riparte con Dal Santo, Costenaro. Ancora Dal Santo. Costenaro. Agostini. Torna indietro ancora per Costenaro, provano a affondare i giocatori del
Breganze, stretta la difesa del Mirandola in questo momento. Costenaro dietro porta, prova ad affrontare e ci riesce. Agostini, un tiro potentissimo, respinto col casco da parte di Luppi. Respinta la volta di Federico Paltrinieri. De Stefano, un tiro che però viene interrotto dal fischio del signor Nicoletti. Primo cambio nella formazione del Breganza, esce con il numero 88 Costenaro, entra con il numero 14 Posito. Riparte il Mirandola con Siberiani. Siberiani, è proprio Posito che si pone davanti a lui a smorzare l'azione, costretto a tornare indietro la volta di De Tommaso. De Tommaso serve lunghissimo Paltrinieri, questa volta riesce ad agganciare la pallina Paltrinieri, prova a girare dietro porta, è braccato dal capitano, dal Santo, ed è proprio lui che riesce a sfilare la pallina e con un passaggio a chiudere alla volta di Tagliapietra si riesce a chiudere il tiro, ma Paltrinieri nel rientro sbatte piuttosto che tocca, sbatte sulla porta, ferma tutto il signor Nicoletti, si riparte con una pallina a favore del Mirandola che intanto aveva recuperato il possesso di palla. Sulla pallina De Stefano, parte Siberiani. Intanto un altro cambio tra le fila del Mirandola, recupera il campo il numero 7 Moschetti, esce dal campo Paltrinieri, si fa intenso l'attacco del Breganze che ha alzato di una tacca l'azione offensiva, e segnaliamo anche l'ingresso del numero 87 in pista Volpe. Al posto di Tagliapietra. È proprio lui, è proprio Volpe che recupera pallina, serve Posito, scambia con Dal Santo, giro a 3 a centrocampo tra Dal Santo e Dal Santo e Posito. Il tiro raggiunge la porta, ma è Lupi ad opporsi. Un tiro non del tutto potente, insidioso ma non potente. Pallina a 2, si ribatte. De Stefano, Moschetti prova a liberarsi dalle grinfie di 3 giocatori del Breganze, riesce a servire De Stefano. Dalla lunga distanza il tiro da parte di Tagliapietra che non trova la porta, è De Tommaso ad approfittarne, scambio veloce tra lui e Moschetti e prova De Tommaso ad infilarsi in mezzo ai due difensori del Breganze. Tiro potentissimo da parte dei siberiani sull'incrocio dei pali, non riesce a trovare la porta. È uno scambio ancora tra De Tommaso e Siberiani, 30 secondi di possesso, il passaggio a chiudere verso Siberiani, capisce tutto Dal Santo che devia ma alla volta di Siberiani, ancora lui, Siberiani. Passaggio a cercare Moschetti devia la pallina fuori dalla pista, si riparte con un possesso di pallina da parte del Breganze, si incarica della battuta con il numero 87 Volpe.
Adesso è dietro porta che riceve la pallina Posito, è proprio lui che prova ad infilare, a fare una finta, Moschetti su di lui, ancora Posito, costretto ad andare indietro, a servire Dal Santo che è costretto a girarsi indietro e tornare alla volta di Volpe, quindi Tagliapietra, ancora Volpe, tiro dalla lunga distanza, attento Luppi, recupera pallina Siberiani, scontro con Tagliapietra, la pallina sfila e ha la meglio Dal Santo, recupera proprio lui, la pallina finisce alta sulla porta di Luppi, si riparte con la battuta da parte dei giocatori in casacca giallo-blu e De Stefano che si occupa della battuta alla volta ai siberiani, tiro lunghissimo, si sfila lungo tutto il lato sinistro del campo ed è Volpe che riesce a ripartire, riesce a servire in mezzo. Posito che non era attentissimo, recupera la pallina all'ultimo momento ma non trova la porta e adesso è uno scambio, batti e ribatti, è proprio Posito che prova a fare tutto solo, a marcarsi due giocatori, prova a passare, riesce a far passare la pallina alla volta di Tagliapietra ed è attentissimo, pericolosissimo questo affondo da parte del Breganze, ottima giocata, una ottima intenzione da parte di Posito alla volta di Tagliapietra, riesce a capire tutto Luppi, pallina a due, si riparte comunque con il recupero del possesso della pallina da parte dei giocatori del Breganze con il numero 87, Volpe, serve Posito, si gira, non trova la porta, riparte in contrattacco la formazione del Mirandola con De Stefano che trova un passaggio per Moschetti che lamenta un fallo, intanto la porta del numero 25 Tagliapietra Giuseppe che difende la porta del Breganze ferma il gioco per rimetterla al suo posto. Si riparte con la pallina. Si riparte con il gioco da parte del Mirandola. Siberiani prova a servire Moschetti che tocca la pallina ma non riesce a fare nulla. E questa volta è il numero 53, il capitano Dal Santo, che riesce ad ottenere un fallo di squadra per trattenuta da parte del giocatore del Mirandola. È proprio lui che si incarica dopo il passaggio della battuta. La pallina non trova lo specchio della porta, sopra la traversa. De Stefano riesce a smarcarsi due giocatori, tiro dalla lunga distanza, non trova la porta, insidiosissimo, non riesce ad approfittarne Moschetti, mentre è Tagliapietra Giovanni che recupera la pallina Dal Santo, torna indietro per Posito che non riesce ad agganciare la pallina e sono trascorsi 5 secondi. Intanto il primo fallo di squadra, scusate, il primo time out richiesto da parte di Mister Tiella per il Breganze e ne approfitta per fare un doppio cambio. Entrano in pista con il numero 28 Battaglin con il numero 13 Tagliapietra Antonio. Eccoci ritornati dopo il time out e il
Numero 7 è la formazione del Mirandola che si occupa della battuta alla volta di De Tommaso. Prova a servire ancora Moschetti che riesce in doppia battuta a insaccare la porta delle Breganze. Nulla può fare sulla doppia ribattuta il numero 25 Tagliapietra Giuseppe ed è il secondo gol messo a rete da parte del Mirandola. Questa volta è Moschetti che allunga le distanze quando sul tabellone 12:28 è il tempo. E intanto un attimo di pausa concessa dal direttore di gara, il signor Nicoletti, per rimettere a posto il per sistemare la visiera del portiere del Breganze. Ricordiamo che in questa prima sessione, in questa prima giornata di campionato, gli amatori Modena contro il Valdagno hanno già giocato, ha vinto il Valdagno 3-2 in casa della formazione modenese. Ancora un'azione combinata, un doppio tiro, prima sulla schiena di Siberiani e dopo il palo da parte del, se non sbaglio, di Tagliapietra Antonio. Adesso è il Mirandola che contrattacca con De Tommaso dietro porta, si guarda attorno, si stringe la formazione del Breganze in difesa. De Tommaso è costretto a tornare indietro, serve De Stefano che sbaglia il passaggio indietro, ne approfitta il Breganze ed è proprio Tagliapietra che prova ad impensierire l'estremo difensore del Mirandola, deviata e recuperata appunto dal Mirandola, ma è sempre in formazione di attacco. Il Mirandola prova ad affondare, non ci riesce, questa volta è con il numero 87, scusate, Volpe che prova ad infilarsi in porta e ancora lui, Volpe, un alza e schiaccia, respinto da De Tommaso. È proprio De Tommaso che tiene il possesso della pallina e serve De Stefano. De Tommaso serve ancora Moschetti che prova a chiudere il triangolo, non ci riesce, questa volta è De Stefano che intercetta, capisce tutto, non lascia libera la porta, una chiusura di passaggio alla volta di Moschetti che questa volta non trova lo specchio della porta. Ottima l'azione da parte del Mirandola e prova ad approfittarne in contropiede il Breganze. Tornano indietro i giocatori del Mirandola. Siberiani, Posito sul primo Paolo aveva provato a insaccare la porta del Mirandola, adesso è De Stefano che cade, non c'è fallo, cade da solo, la pallina per Tagliapietra che serve Posito che questa volta è tutto solo ed è lui che insacca e accorcia le distanze quando sono trascorsi poco più di 15 minuti, 9:46 il tabellone, 4 falli commessi dalla formazione di casa, un fallo commesso dalle Breganze, 2 le reti per il Mirandola. Ricordo la prima rete di De Tommaso, la seconda rete di Moschetti, accorcia le distanze, Posito per il Breganze.
Si riparte dal centrocampo e Moschetti che serve Siberiani. Ancora Moschetti. Giro dietro porta, è bracato da due giocatori del Breganze. Riesce in qualche modo a recuperare la pallina. Moschetti intanto è entrato in pista con il numero 21 Santoro. Ha lasciato il campo De Stefano, recuperano i giocatori in casacca bianca. È Posito, l'autore del gol, che è in possesso di pallina. Battaglin, Posito, ancora un tiro insidiosissimo, attento il portiere del Mirandola, doppio tiro da parte di De Tommaso, quindi Moschetti, deboli i tiri intercettati dal duo Posito, Battaglin, lamentano qualcosa i giocatori del... Non ho capito esattamente a cosa si riferissero, probabilmente una pallina un po' alta ed è il Mirandola con De Tommaso braccato da Tagliapietra. Antonio, ancora De Tommaso non riesce a chiudere il tiro, non impensierisce, ancora Tagliapietra, un tiro sui gambali di Luppi, la pallina serve Santoro, quindi Moschetti che in qualche modo riesce a controllare. E adesso è Siberiani che prova a servire De Tommaso. De Tommaso riesce a sfilarsi tra due. La pallina trova in il numero 13 Tagliapietra Antonio che non approfitta del rimbalzo favorevole per il Breganze. E adesso è Battaglin in possesso di pallina. Prova a chiudere sul primo palo. Recupera Santoro. Si guarda attorno, molto marcati i giocatori del Mirandola, sono più stretti, il pressing del Breganze è più potente, un tiro potentissimo da parte di Volpe, respinto dall'attentissimo Luppi. Ancora Posito, gli sfugge la pallina, su di lui Santoro, due giocatori su di lui. Intanto ha preso il possesso di campo il numero 44 Paltrinieri. Dietro porta, prova a fare tutto solo Tagliapietra Antonio, riesce a capire tutto, quindi De Tommaso si lascia sfilare la pallina da Battaglin, è proprio Battaglin che sulla fascia destra affonda, prova un passaggio sul primo palo, braccato da Santoro, ancora Battaglin, Santoro, si affonda anche Paltrinieri ed è fallo ai danni di Battaglin. Si batte una punizione dal limite dell'area. Questa volta è Volpe, un tiro potentissimo, respinto da Luppi. È proprio Volpe che si incarica di rincorrere la pallina e di tornare nella fase d'attacco. Dietro porta, riesce a servire in qualche modo Posito, ma non ne approfitta. Alta dietro la testa di Luppi. Siberiani, si riparte. Ancora il Breganze che si fa avanti con Posito, braccato da Santoro, tiro potentissimo da parte di Battaglin, deviato da Luppi. La pallina è proprio ancora per la formazione in casacca bianca. Intanto torna in pista per il Breganze il numero 5 Agostini Pietro. Si riparte dalla sinistra della pista. C'è uno scambio tra Tagliapietra e Battaglin. È proprio Battaglin che prova a fare tutto da solo. Doppio tiro, respinta
alla meglio, questa volta Siberiani che prova a affondare tutto solo, braccato da due giocatori del Breganze, rispettivamente Tagliapietra e Agostini, e sono proprio loro ad avere la meglio. Si riparte dal centrocampo con Bataglin. Dietro porta con il numero 13 Tagliapietra Antonio, un guizzo sull'angolo sinistro della porta difesa da Luppi e un buco lasciato imprudentemente libero, ed è il gol del pareggio da parte di Tagliapietra Antonio quando mancano 5 minuti alla fine di questa prima frazione di gara della prima giornata del campionato di Serie A2. Prova a ritirare sulla testa il Mirandola, questa volta è proprio il Mirandola che subisce un fallo di squadra. Santoro, De Tommaso, ancora De Tommaso, braccato da Agostini, costretto a tornare indietro alla volta di De Stefano, un tiro insidiosissimo a metà altezza, prova ad approfittarne De Tommaso, non riesce, ma è Tagliapietra, quindi Agostini, un tiro potentissimo, non trova la porta, altissimo, tiro, passaggio da parte di Bataglin verso Tagliapietra, provvidenziale la stecca di De Stefano che adesso è braccato da due. La pallina era finita sulla stecca di Paltrinieri. De Stefano intanto si era guadagnato un fallo di squadra, si recupera con la pallina per il Mirandola. Sulla battuta Paltrinieri e De Tommaso. 4:22 alla fine di questo primo tempo. De Tommaso, De Stefano, Santoro, De Tommaso. De Tommaso prova ad infilarsi, ma capisce tutto Agostini che riesce a recuperare la pallina. Questa volta è ancora De Tommaso che sfila la pallina su un passaggio tra... Si guadagna un altro fallo, il numero 44 del Mirandola. Sulla pallina Santoro, De Tommaso, De Stefano, Santoro prova a tenere il possesso della pallina, serve ancora De Stefano, capiscono tutto gli attenti difensori del Breganze con il numero 88 Costenaro che è appena entrato, affonda alla volta di Bataglin, costretto a tornare indietro. Tagliapietra prova ad infilarsi, capisce tutto De Tommaso, Agostini su di lui, Santoro, raddoppio di marcatura con Paltrinieri prova a servire De Stefano, si chiude strettissima la difesa del Breganze con Bataglin che recupera la pallina, si infila in mezzo a due, riesce a servire ma scivola. Riesce a servire Agostini, scivola, non riesce a concludere l'azione, recupera il Mirandola e De Tommaso che si incarica di riportare sulla pallina nella tre quarti di pista. Serve indietro Santoro che tira dalla lunga distanza, una deviazione da parte di De Stefano che più che deviazione risulta una parata provvidenziale ed è questa volta il Breganze con un tiro smorzato che finisce dietro la porta di Luppi. Bataglin serve Costenaro, quindi ancora Bataglin prova a servire Tagliapietra, uscito da dietro porta, capisce tutto Paltrinieri, De Stefano si porta sulla pallina, si infila ancora in mezzo, prova a servire Santoro, troppi giocatori del Breganze in difesa, è proprio Costenaro che porta in avanti, prova
ad incrociare, ma chiude il passaggio. E ancora Santoro, De Stefano, doppio tiro, 1,44 e stavolta è il contropiede del Breganze. Bisogna recuperare, capisce tutto Paltrinieri, recupera la pallina. De Stefano tutto solo, braccato da Costenaro, ancora Paltrinieri. Non riesce a controllare, recupera la pallina, Battaglin, un alza e schiaccia. La pallina è deviata da parte di Luppi e si riparte con il tocco della pallina da parte che viene fatto ribattere dal signor Nicoletti. L'affondo del Breganze, taglia pietra, tiro non potentissimo, respinto da Luppi. Santoro prova a tenere il possesso di pallina, lo lancia lungo, non trova nessuno. Un minuto, perde palla, si recupera la pallina. Costenaro riparte in attacco alla volta di Agostini, quindi Battaglin, tiro potentissimo, Santoro respinge, o meglio devia, alla meglio ancora Battaglin, su di lui Santoro, dietro porta Tagliapietra, è proprio lui che riceve il pallina, sono ancora i due che si scambiano la pallina, capisce tutto De Tommaso, gira dietro porta, probabilmente gli ultimi 20 secondi di azione riesce ad affondare, ma sono due giocatori su di lui, prova a fare tutto da solo, ma ovviamente riesce ad avere la meglio il Breganze. E Agostini che non controlla benissimo e si lascia sfuggire la pallina. 6 secondi, il tiro debolissimo da parte di De Stefano che respinge su Paltrinieri. Vai a chiedere scusa almeno, idiota. Paltrinieri rimane per terra su una respinta da parte del numero 25, direi del tutto involontaria. E intanto ci fermiamo per circa 10 minuti, ci troviamo qui per il secondo tempo, il risultato, il parziale di 2-2, reti portate a segno da parte di De Tommaso e Moschetti per il 2-0 del Mirandola, accorciato le distanze Posito e quindi pareggiato Tagliapietra Antonio nell'ultima frazione del primo tempo. 2-2, ci troviamo tra 10 minuti. Uno, due, tre, prego!
Tutto pronto per il secondo tempo. Si riparte subito in attacco la formazione del Mirandola. Non riesce a chiudere il passaggio De Tommaso e riparte il Breganze con Posito dietro porta. Torna indietro alla volta di Volpe che alza la pallina per Tagliapietra, che non riesce a chiudere e si occupa di provare all'attacco Moschetti. Incrocia per Siberiani a servire De Tommaso, braccato dal Santo. È proprio lui che riesce a servire Posito, che alza, prova ad alzare sulla testa di Luppi, attentissimo, ancora il passaggio a chiudere verso Tagliapietra che si lamenta di un spinta. L'arbitro è posizionato benissimo, il passaggio da parte di De Stefano su Moschetti che non riesce a deviare, ad insaccare, la pallina finisce alta, deviata dai giocatori in casacca bianca e il Mirandola con Moschetti che si incarica della battuta, chiede la distanza, fischio dell'arbitro. De Tommaso riceve la pallina, si guarda attorno, è costretto a tornare su Siberiani. Altissimo il pressing della formazione del Breganze, riesce comunque ad essere servito Moschetti che perde in due tempi la pallina. Il cambio velocissimo da parte dei giocatori del Breganze. Dal Santo riesce ad arrivare al tiro, non particolarmente preoccupante il tiro, e la formazione del Breganze si sta facendo davvero pressante nella fase di attacco. L'ultimo tiro realizzato da Posito e adesso è De Tommaso che prova ad ottenere il possesso della pallina e sono trascorsi 10 secondi e per aver trattenuto la pallina il giocatore del Mirandola subisce un fallo di squadra. Si batte velocemente dal Santo, quindi Posito in mezzo, provvidenziale la stecca di Luppi che serve De Tommaso in mezzo per De Stefano, un po' lunga la pallina per lui. De Stefano prova a servire Siberiani, ma capisce tutto dal Santo che serve Tagliapietra, tiro sul guantone di Luppi e ancora un altro tiro da parte di Dal Santo, ancora Luppi che respinge, riparte il cronometro su 45 secondi, un tentativo di contrattacco che non si chiude, ritorna indietro Dal Santo e il Breganze si sta facendo insidioso in questa frazione di gara, 3 minuti all'inizio del secondo tempo. Poche le occasioni, qualche occasione per il Mirandola, ma il possesso di pallina in questo momento è nettamente sulla stecca dei giocatori del Breganze. Cade per terra, invita ad alzarsi il signor Nicoletti, riparte il Mirandola con Moschetti, capisce tutto, Tagliapietra, quindi serve non si chiude il passaggio. De Tommaso tutto solo, prova un contropiede, recupera la formazione del Breganze, raddoppia le marcature su di lui, riparte con Posito, scambia con Tagliapietra. Ancora Tagliapietra, prova a servire Posito. Non si chiude il passaggio, recupera comunque Tagliapietra, il numero 53, il capitano Dal Santo, un tiro potentissimo, la pallina ancora recuperata dai giocatori del Breganze con Tagliapietra, quindi Costenaro, ancora Dal Santo, tiro che non raggiunge la porta, la pallina ancora sulla stecca dei giocatori in casacca bianca. Dal Santo, questa volta serve Posito, doppio tiro, doppia parata da parte dell'attentissimo Luppi, ottima prestazione da parte dell'estremo difensore del Mirandola, questa volta è il Mirandola che prova a farsi insidioso, doppio
Tiro da parte del De Stefano prima e prova De Tommaso dopo. Ottengono un pallina a 2 dopo il recupero del portiere tagliapietra Giuseppe. Si riparte con la formazione in casacca bianca in possesso di pallina. Dal Santo si guarda attorno, prova a servire tagliapietra, capisce tutto De Tommaso, riparte alla volta di Moschetti, 2 su di lui, Costenaro e Dal Santo. La pallina rimbalza sul pattino di Costenaro, Dal Santo riesce a servire Posito che tira e questa volta Luppi in 2 tempi para e smorza la pallina verso Siberiani per De Tommaso si guarda attorno, serve De Stefano, quindi Moschetti in 2 tempi verso De Tommaso prova ancora a servire Moschetti su di lui, Dal Santo alla meglio sulla battuta della balaustra. Dal Santo si guarda attorno, affonda sull'angolo sinistro, rimane quasi solo, prova un alza e schiaccia, recuperano i giocatori del Mirandola ma solo per una frazione di tempo perché è Costenaro che recupera la pallina, quindi Posito che prova a servire in mezzo ma commette fallo. Batte immediatamente il Mirandola, una piccola disattenzione da parte dei giocatori in casacca giallo-blu. Riescono comunque a metterci una pezza. De Stefano su battuta e ancora un fallo da parte di Tagliapietra sulla stecca di De Stefano. L'arbitro invita a posizionare la pallina sul metà campo del Breganze. De Stefano, Siberiani prova a servire in mezzo, non trova nessuno, è Costenaro che intercetta, Posito serve ancora Costenaro prova una schiaccia davanti a lui Moschetti che viene spinto alle spalle da parte di Costenaro ed è proprio lui che si prende un cartellino blu mentre viene effettuato un cambio nelle fila della Mirandola, entra Paltrinieri, esce Moschetti. Costenaro, il primo cartellino blu di questa partita, che è stata tutto sommato una partita molto corretta. Sulla pallina si incarica della battuta De Tommaso con il numero 10, avverso a lui trova Tagliapietra Giuseppe, l'estremo difensore del Breganze. Prepara tutto il signor Nicoletti, pronti per il tiro di prima. De Tommaso prova a un alza e schiaccia, non riesce su 2 tempi, velocissima l'azione da parte del Breganze che recupera la pallina e Dal Santo che prova ad affondare, finta il tiro, serve Posito, raddoppio di marcatura su di lui, De Stefano e Siberiani, Posito prova a fare tutto da solo, De Stefano che prova a portarsi la pallina e De Tommaso che cerca di intercettarlo, 2 su di lui, non riesce a fare nulla, un tiro potentissimo da parte di Tagliapietra. Sono in 3 i giocatori del Breganze ma stanno giocando come se fossero in 4. Attenzione ragazzi, si ricuciono le fila del Mirandola. Siberiani, 18 minuti ancora da giocare. De Stefano, un tiro potentissimo, la pallina finisce fuori, non trova lo specchio alla porta. Dal Santo che serve Posito. De Stefano, 3 giocatori su di lui, passaggio al volo, alla volta di De Tommaso, un tiro a metà altezza che insacca la porta del bravissimo Tagliapietra Giuseppe, nulla può fare su questo passaggio a mezza altezza. 3, Mirandola 3, Breganze 2. Quando sono passati poco più di 7 minuti dall'inizio del secondo tempo di questa prima partita di campionato che vede qui alla Pala Simoncelli il Mirandola che ospita gli avversari del Breganze e intanto il Breganze ha sprecato un'occasione e recupera il quarto uomo il Breganze, entra il numero 5 Agostini,
una azione di attacco e pressing, raddoppio di marcatura su Tagliapietra, quindi Dal Santo. Conquista il campo anche Battaglin con il numero 28. È proprio lui che gira dietro porta, si cerca un compagno di squadra, lo trova in Tagliapietra, tiro bloccato dal numero 1 del Mirandola. Alla meglio il Mirandola su questa pallina a 2, scambio di Paltrinieri, un passaggio debolissimo da parte di De Stefano che però si fa perdonare respingendo la pallina, adesso il contropiede, De Stefano in possesso della pallina, serve Paltrinieri che scivola vicino all'area del Breganze, recupera il Breganze con Dal Santo, finta il tiro, doppia finta, quindi tira, respinge ancora Luppi. Riparte De Tommaso, riesce a fare fuori due giocatori, prova ad arrivare sulla pallina ma è troppo lungo, la pallina recuperata da De Tommaso, De Stefano, quindi De Tommaso, questa volta è il palo che nega il gol al giocatore del Mirandola, mentre i giocatori del Breganze lamentano un fallo, era ben posizionato il signor Nicoletti. Nulla di fatto, riparte il Mirandola, un'occasione sprecata da parte di De Tommaso che becca il palo, indietro per De Stefano, la pallina per Siberiani, intanto De Tommaso è per terra, Siberiani per De Stefano. Alta il pressing da parte del numero 27 Tagliapietra, è proprio lui che in qualche modo disturba l'azione di gioco, doppio passaggio e un triangolo che si chiude, disattenzione da parte dei giocatori del Mirandola ed è questa volta Dal Santo che insacca la porta del Mirandola raggiungendo a 15:55 il pareggio per il Breganze. Si riparte un passaggio verso De Tommaso, non era attento. Si scaldano un po' gli animi, il Breganze si fa ancora minaccioso in sessione offensiva. De Tommaso 2 su di lui, riesce in qualche modo a servire Paltrinieri ancora a chiudere il passaggio verso De Tommaso, su di lui Agostini, De Tommaso raddoppio di marcatura, Agostini e Tagliapietra, passaggio indietro verso De Stefano quindi Siberiani, ancora De Stefano, Siberiani, Dal Santo, pressing alto, da dietro porta esce De Tommaso che non riesce a controllare dopo la pallina battuta dal balaustra. Dal Santo, Battaglin, braccato da 2, Tagliapietra, quindi Dal Santo, tiro potentissimo, riesce a deviare Paltrinieri, la pallina torna indietro sulla metà campo del Breganze. Agostini, la pallina recuperata dai giocatori del Mirandola, quindi De Tommaso, questa volta è Siberiani che commette un fallo, un blocco ai danni di Tagliapietra, il time out chiesto da mister Ialaci. Un minuto di pausa per i giocatori da parte di entrambe le squadre, 3-3 il risultato, 14-23 ancora da giocare in questa partita che si sta rivelando una partita di alto livello tra le due formazioni.
Tutto pronto per riprendere il match. 14-23. Si parte con Battaglin sulla pallina. Vicino a lui Dal Santo. Dall'altra parte Tagliapietra, è proprio lui che riceve la pallina, scambia con Agostini che si gira attorno, serve Dal Santo che parte in velocità, torna indietro ancora per Agostini, quindi Dal Santo finta il tiro 2 volte, al terzo ci riprova, ma è Paltrinieri che respinge la pallina ancora, deviandola sulla rete di fondo, ed è il Breganze che deve rimettere la pallina in gioco con Battaglin. La pallina è stata smorzata anche dalla testa di Paltrinieri che riparte tranquillamente, quindi Battaglin in mezzo per Agostini che riesce a girarsi, attento ancora Luppi, De Stefano prova ad affondare, questa volta commette fallo Tagliapietra Antonio. Si riparte con De Stefano che prova a servire Paltrinieri, non ci riesce, capisce tutto Agostini, quindi Dal Santo che prova a chiudere il passaggio dall'altra parte per Tagliapietra, capisce tutto De Tommaso, quindi Paltrinieri, un passaggio al volo per Siberiani, attentissimo il portiere del Tagliapietra, il portiere del... ed è ancora un fallo commesso dalla formazione del Breganze. Si è fatto male Paltrinieri, entra al volo Santoro, riparte Siberiani, due su di lui, Agostini incrocia per Santoro che in qualche modo riesce a controllare De Tommaso, stavolta è lui che commette fallo, 9 falli per la formazione del Mirandola, riparte Dal Santo, velocissimo, torna indietro per Battaglin, tiro potentissimo che non trova la porta, De Tommaso riparte tutto solo, prova a fare tutto solo e questa volta non trova la porta, reclamano un fallo dagli spalti, ha visto tutto il signor Nicoletti ed è adesso la palla a 2 dopo la parata di Luppi. Batti e ribatti in questa azione, un continuo ripetersi di contropiedi, palla a 2, alla meglio il Mirandola, De Tommaso dietro porta, braccato da Tagliapietra, riesce comunque a servire Santoro tutto solo, prova a fare tutto solo, ma Dal Santo questa volta gli toglie la pallina, Dal Santo tiro potentissimo, respinto da Siberiani, quindi Siberiani ancora questa volta è numero 13 del Breganze, Tagliapietra, che questa volta per la prima volta in questa partita allunga le distanze, 4-3 per il Breganze. Attenzione ragazzi, perché ci sono anche 9 falli sul tabellone del Mirandola. Riparte il Mirandola con De Stefano, quindi De Tommaso, ancora De Stefano, si guarda attorno, braccato Dal Santo, ancora De Stefano, prova a fare tutto da solo, si guarda indietro alla volta di Santoro, quindi Siberiani, lungo per De Tommaso. Occasione per il Mirandola, non riescono a chiudere i giocatori, Siberiani capisce tutto, ancora Siberiani, questa volta Tagliapietra, miracolo da parte di Luppi su un tiro praticamente in porta e questa volta non può fare nulla, la pallina gli passa sotto il braccio ed è ancora il numero 13 Tagliapietra che allunga le distanze, questo è il quinto
La quinta rete per il Breganze. Una pressione importante da parte dei giocatori in casacca bianca. Si è un po' spenta la difesa e questa volta del Mirandola, un primo miracolo da parte di Luppi su una respinta 2x2, non può far nulla sul secondo tiro che trova la rete. Intanto i 5 secondi da parte della formazione in casacca giallo-blu. Si riparte con un tiro sulla stecca di Bataglien, quindi Dal Santo che serve Tagliapietra, quindi Agostini, da dietro porta Bataglien, ancora Dal Santo indietro per Bataglien non si avventura in un contrasto a 2x2, la pallina, un buon giro da parte dei giocatori delle Breganze, adesso è Agostini che tira in porta potentissimo, Luppi riesce a respingere, questa volta è Luppi che toglie proprio la pallina dalla stecca di De Tommaso, la stecca questa volta è alta da parte di Agostini, riparte in maniera velocissima il Mirandola. De Stefano si fa anticipare, un salvataggio quasi miracoloso anche in questo caso di chiusura da parte dei siberiani. De Stefano affonda su di lui Bataglien e Dal Santo, ancora De Stefano, in qualche modo riesce a mantenere per un po' il possesso di pallina, ma riparte il Breganze con Bataglien, Agostini, un po' di spazi per il Breganze, non è ancora tornato il quarto giocatore del Mirandola, Siberiani, Bataglien e Siberiani, alla meglio Siberiani, marcato scusate dal numero 5 Agostini. Pallina a 2. Nel frattempo un cambio nel filo del Mirandola, entra Moschetti, esce De Stefano. Ottima posizione in pista da parte dei giocatori del Breganze che stanno allargando il gioco. Tagliapietra protegge la pallina, torna indietro alla volta di Costenaro che intanto ha guadagnato il campo al posto di Dal Santo, prova su respinta Tagliapietra, Santoro, serve De Tommaso che prova a fare tutto da solo, non riesce a fare nulla contro Costenaro, quindi Siberiani alla volta di Santoro che prova a servire in attacco ma torna indietro su Moschetti, quindi De Tommaso si guarda attorno, riesce a servire Siberiani ma non riesce a far nulla. Questa volta è il fallo commesso dal giocatore del Mirandola ed è il 10° fallo. Non si mette bene per i giocatori del Mirandola. Siamo sul 10° fallo con il risultato parziale di 5 lunghezze a 3, mentre c'è il cambio mirato alla battuta di questa punizione di prima, entra con il numero 14, il vice capitano Possito. Tutto pronto. Possito Luppi, Luppi capisce tutto, riesce a servire De Tommaso, quindi Siberiani tutto solo, prova ad affondare, attentissimo, il numero 25 Tagliapietra, ancora Santoro, azione bloccata quindi dal portiere del Mirandola che sta effettuando una partita veramente encomiabile, ottima la prestazione dell'estremo difensore del Mirandola, mentre Costenaro in possesso della pallina prova a servire Tagliapietra, la pallina in mezzo alle gambe di Siberiani, riesce ad essere accompagnata da De Tommaso, quindi Santoro
Santoro si guarda attorno, riesce a servire il neoentrato Pinotti, la pallina finisce sulla stecca di Moschetti, e questa volta è il passaggio sbagliato da parte del numero 5 Agostini, non riesce ad intercettare Tagliapietra, quindi si riparte con una pallina per il Mirandola. Sulla pallina Pinotti con il numero 9 e Moschetti. Santoro serve in attacco, tenta di servire in attacco Pinotti, non ci riesce, alla meglio Costenaro, quindi Posito che finta un tiro, capisce tutto, Pinotti gli toglie la pallina, è tutto solo, nessuno dei suoi compagni lo accompagna in attacco, però è proprio Costenaro che riesce a capire tutto, gli sfida la pallina, adesso è l'azione di contrattacco, De Stefano riesce a intercettare il passaggio di Costenaro, tutto solo, De Stefano prova a tenere il possesso di pallina, in qualche modo c'era riuscito, ma Posito capisce tutto, molto più fermo sui pattini, e Costenaro un tiro potentissimo, respinge Luppi, Moschetti prova a servire De Stefano, lungo, respinge Tagliapietra, batti e ribatti, adesso il tiro potentissimo da parte di Agostini, il passaggio sotto porta tra Tagliapietra e Posito, nulla questa volta può fare Luppi su un doppio passaggio dove Posito era completamente da solo ed è proprio lui a insaccare il sesto gol. Dietro le spalle di Luppi. Intanto esce Siberiani, buona prestazione da parte del capitano, il numero 6. Rientra De Tommaso, in questo momento per il Breganze in pista Tagliapietra Antonio, Posito, Costenaro e Volpe. Dall'altra parte De Tommaso, Moschetti che si lamenta di un fallo. Cosa cambia adesso? Posito recupera la pallina, serve Tagliapietra, su di lui Pinotti, costretto a tornare indietro alla volta di Volpe, quindi Costenaro. Costenaro tutto solo, gira dietro porta, si guarda attorno, è tutto solo da questa parte Tagliapietra, si guardano in mezzo i giocatori del Mirandola, Pinotti esce, Volpe in mezzo per Posito, lasciato completamente da solo e insacca senza nessuna difficoltà il settimo gol del Breganze, allungando così le distanze di 4 reti sul Mirandola. E Posito, l'autore degli ultimi 2 gol. Time out chiesto da mister Ialaci per il Mirandola. 6 minuti ancora da giocare. Si fa davvero in salita la partita del Mirandola per provare a riaggrappare il risultato. Completamente in salita. Ricordiamo l'ultima punizione di prima a seguito del 10° fallo, parata da Luppi. Si riparte da centrocampo e Moschetti che si incarica della battuta. De Tommaso prova ad affondare tutto solo, c'è Pinotti in mezzo, si scontra con Moschetti, Pinotti a difendere la pallina portata avanti dal numero 87 Volpe, adesso è ancora De Tommaso che prova a servire Moschetti, la pallina viene deviata dal Giuseppe Tagliapietra
Si incarica la battuta Pinotti, quindi Moschetti. Prova a servire in mezzo, la pallina respinta lunga, riparte con De Stefano, altissima la pressione da parte di Posito. De Stefano prova a fare tutto da solo, cadono entrambi, Moschetti, serve De Tommaso. De Tommaso ancora tutto solo, dietro porta, si guarda attorno per servire qualcuno, prova un alza e schiaccia, deviato da Tagliapietra. De Tommaso, scambio veloce con Moschetti, perde la stecca Costenaro, recupera la pallina Posito, ancora lui in possesso di palla dopo uno scambio con Tagliapietra Giovanni. Volpe, scambio con Posito, velocissimo, ancora Volpe, Volpe tutto solo, riesce a recuperare la pallina De Stefano si guarda attorno, su di lui Posito, Moschetti prova a servire ancora Gioele De Stefano, ma ha la meglio il Breganze, si affonda in mezzo Costenaro, si allunga un po' troppo la pallina, intanto ferma il gioco per crampi direi da parte di De Tommaso. Si rialza De Tommaso, viene accompagnato, no, va da solo, sicuramente non in grado di continuare questi ultimi 4 minuti e mezzo, poco meno di 4 minuti e mezzo, la pallina a 2 sull'angolo a sinistra di Luppi, la pallina per Costenaro che passa in mezzo alle gambe, questa è una pallina che si infila ed è proprio Costenaro che allunga ancora le distanze, 8-3 per il Breganze. De Stefano prova a marcare Costenaro, serve Tagliapietra che cerca in mezzo Volpe, non lo trova, ma riesce a recuperare ancora Battaglin, quindi Costenaro. Da dietro porta Tagliapietra, scusate, contropiede da parte di Paltrinieri, quindi Pinotti, tiro in porta, la pallina sulla porta, finisce sulla rete di fondo, recupera il Breganze, Costenaro in possesso di pallina, 3,45 sul tabellone, 8-3 il risultato, in vantaggio il Breganze qui sulla pista del Mirandola, qui al Pala Simoncelli a Mirandola per questa prima partita di campionato. E adesso è il numero 27 Tagliapietra, prova a fare tutto da solo, ancora un miracolo da parte di Luppi, contropiede, ancora la pallina servita in mezzo da parte di Moschetti, alla volta di Paltrinieri che devia, che riesce a deviare verso la porta ma non trova lo specchio della porta. È proprio Paltrinieri che riserva ancora Daniele Moschetti, quindi De Stefano braccato da Tagliapietra, quindi fallo subito da parte di Volpe, ottavo fallo per il Breganze. De Stefano si incarica della battuta, chiede no, scambia con Paltrinieri. Fischio del signor Nicoletti, Paltrinieri per De Tommaso, respinto da parte di Costenaro, la pallina finisce sulla stecca di Moschetti che tira dalla lunga distanza, respinta da parte di Tagliapietra, recupera la pallina Volpe, su di lui Paltrinieri. Volpe si guarda intorno, dietro porta c'è Battaglino, riceve proprio lui la pallina, si propone Tagliapietra, ma la pallina viene servita a Costenaro a centrocampo. Costenaro gira dietro porta, prova a servire ancora a Tagliapietri, ma è Pinotti che capisce tutto. E torna Costenaro, è proprio lui che riesce a recuperare la pallina dopo il passaggio non felicissimo. Questa volta quindi Battaglin per Costenaro, indietro per Volpe, quindi Battaglin.
Battaglin dietro porta, torna indietro su Costenaro, scambio in mezzo, più pacata l'azione del Breganze, in questo momento un'alta e schiaccia per la pallina in mezzo a servire Tagliapietra, non riceve, la pallina tuttavia rimane ancora nella stecca del Breganze con il passaggio indietro per Costenaro. Battaglin 1:30 alla fine di questa prima giornata di campionato. Scivola Tagliapietra. Battaglin riesce a servire Volpe, gli sfila la pallina a Pinotti, serve De Stefano che non riesce a controllare se non con i pattini. In attacco l'azione del Breganze, doppia controllo da parte di Costenaro, un'altra azione mirabolante da parte di Luppi, questa volta è Pinotti che cerca di sfruttare gli ultimi 55 secondi. De Stefano si guarda attorno, tutti impegnati i giocatori del Mirandola, prova a servire Paltrinieri, ma è Battaglin che ha il controllo della pallina. Verosimilmente fino alla fine del match i giocatori del Breganze proveranno a tenere il possesso della pallina. Tocca al Mirandola provare, ma riesce un passaggio in mezzo ai pattini da parte di Volpe che prova ad affondare. Ancora Luppi, miracoloso. Passaggio a 3, De Stefano finta il tiro, ritira ancora, riesce ad ottenere il possesso della pallina, il portiere prende la pallina da dietro porta, quindi è il Mirandola che tiene la pallina per questi ultimi 11 secondi, risultato di 8-3. Si incarica di questa battuta Pinotti, De Stefano non controlla la pallina. Attendono il fischio finale i giocatori del Mirandola, una buona prestazione da parte di entrambe le formazioni, un ottimo primo tempo. Il secondo tempo ha visto il Breganze nettamente più piazzato, meglio piazzato in campo, in pista e con azioni più profonde. Vi lasciamo ad una buona serata e ci troviamo qui alla Pala Simoncelli per la seconda giornata il prossimo sabato. Il Mirandola qui al Pala Simoncelli ospiterà il Montecchio Precalcino e a tutti voi un buon fine settimana. Alla prossima.